Questo è un tassello del grande mosaico dell'autonomia. Ci piace ricordare che l'autonomia ha come fondamento il referendum, come una casa ha come fondamento il cemento e la calcestruzza, no? È fondamentale celebrare questa consultazione. Io spero che il nuovo corso inaugurato dal Ministro Minniti ci porti quantomeno a un dialogo che sia più costruttivo. Quindi spero vivamente che ci venga concessa l'Election Day per risparmiare 14 milioni di euro. E spero vivamente che ci sia una grande collaborazione con i portali, con i terminali e con tutto quello che è poi l'informatizzazione del processo che stiamo portando tutti i veneti a votare. La firma di oggi è una buona salvaguardia, definiamola così, è una buona assicurazione nel momento in cui avessimo dei problemi reali e questo accordo con il Consiglio regionale ci può permettere di affrontarli con più velocità. Prepariamo la macchina dell'osservatorio elettorale che è incardinato in Consiglio regionale a gestire eventualmente anche da soli una consultazione referendaria come quella che ci è stata, diciamo così, concessa con la legge numero 15 del 2014. Quindi noi vogliamo farci trovare pronti nel caso non ci sia un supporto esterno alla Regione Veneto per fare una consultazione referendaria con tutti i crismi. Quindi da buoni veneti stiamo lavorando per arrivare pronti nell'eventualità appunto serva a gestire in completa autonomia questa consultazione. Ci stiamo muovendo per applicare una legge del Consiglio regionale che già era stata impugnata e ci è stata invece appunto riconosciuta valida dalla Corte. Quindi noi ci stiamo muovendo all'interno di norme e di passaggi che hanno già avuto verifiche di carattere costituzionale senza alcun tipo di problema. Noi applichiamo una legge che ci consente dopo 150 anni di chiedere ai veneti cosa vogliono fare del proprio futuro.